Scusi, signorina. Per Moretto, volevi a me? Per andare a Piazza Mazzini. Oh, e che mi ha preso per Pizzardone? Insomma. Ma guarda che mi doveva capitare a me. Scusi, signorina. Che c'hai, paura della mamma? Dai, monta. Beh, e andatevene. Ma chi te crede? Se Brigitte Bardot? Una che con voi non ci va a venire, chiaro? E invece c'è da venire perché pure noi paghiamo le tasse. E voi fate ricorso in tribunale. Oh, ve le volete annare, se no vi faccio dare una lezione? La lezione a noi. E da chi? Da quello là col cane.
direttore. Buongiorno, signor direttore. Buongiorno, direttore. Buongiorno, signor direttore. Buongiorno. 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 Signor direttore. Buongiorno, signor direttore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, direttore. Buongiorno, direttore. Buongiorno, direttore. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Buongiorno, signor direttore. Direttore, prego. Buongiorno, Colli. Buongiorno, Fantini. Buongiorno, Saluzzi. Buongiorno, Salimbeni. Buongiorno, Bandini. Buongiorno, Breschi. Buongiorno a tutti. Signor Garbelli. Un momento. Succede, sai. Lo so. Succede ai deficienti come me. Si vede. Eh? Si vede che lei oggi è stanco. Cosa c'è? C'è questo, per mezzogiorno lo vuole il direttore. Ma come faccio per mezzogiorno? Boh, e che ne so io? Breschi, puoi prestarmi la macchina calcolatrice? Ah, tocca a te oggi. Sì, tanto ho finito. Vieni pure. Ma cos'è? Il preludio del Guglielmo Tell? Sì, non lo senti. Scusa, Bandini, la macchina di Breschi, il ballo di San Vito. Questa funziona? Sì, ma non si può usare. Perché? Il direttore ha disposto che la debba adoperare solo io. Ma io devo quadrare il rendiconto mensile, me l'ha detto lui. Vai dal direttore. Se ti autorizza lui, te la puoi anche mangiare. E va bene, vado dal tuo amico Bagonghi. Avanti! Bagonghi, non c'è? Bagonghi stava raccogliendo la matita. Dica, Garbelli, da quanto tempo è impiegato da noi? Da un anno, signor direttore. Per me sono 12 mesi di troppo. Che cosa voleva? Oh, niente. Come niente? No, dico, io la macchina calcolatrice dell'impiegato Bandini non la posso adoperare. No, Neanche per quadrare il rendiconto mensile. no. Appunto, lo sapevo. Buongiorno, Bagonghi. Signor direttore. Ti ringrazio moltissimo. Era nervoso quando sei entrato? No, era nervoso quando sono uscito. Beh, Lo faccio a mano. Garbelli? Eh, Scusa, che modulo si usa per il posto a giro? il 175. 18, 24, 42, 48, 50, 55, 56. Pronto? Oh, dica, signor direttore. No, no, no. Come ha sbagliato? Oh, per carità, non fa niente. Prego. Maledetto. 18, 24,
Garbelli. Sono Carla. Oh, Carla, buongiorno. Vuoi venire un momento da me? Ma certo, vengo subito. Avanti. Posso entrare, Carla? Prego, Stefano, entra pure. Ah, grazie. Un momento solo e ho finito. Siediti. Sì. E tuo fratello che cosa fa? Mio fratello studia. Forse l'anno prossimo si diplomerà in ragioneria. Molto bene, allora farò tutto il possibile per far assumere anche lui alla Farm Europa. Sei contento? Ah, certo. Per quanto ti è già stato così difficile far prendere me in questa baracca. Chissà come sarà cresciuto. Chi? Tuo fratello? È tanto che non lo vedo, è alto? No. Beh, insomma, più o meno è come me. Accidenti, ma tu sei alto. Quasi quasi sembri proprio un fusto. Sì. Di benzina. Perché di benzina? Perché quando ti guardo, io prendo subito fuoco. Mi credi? Sì, ma questi non sono discorsi da ufficio. Sì, lo so. Ma se io parlo con te, l'ufficio non lo vedo più. Io vedo soltanto alberi. Ma c'è, e come se c'è. Ti ho giusto chiamato per la riunione della commissione interna. Ah, solo per questo. Sì, è molto importante. Al presidente interessa che sia votato il nostro ordine del giorno per il turno di notte delle operaie. Sai, lui si è affidato a me e io mi affido a te. E io a chi mi affido? A mio nonno? No, a te stesso. Sarai tu che illustrerai la nostra proposta alla commissione. Perché proprio io? Ma perché, conoscendo il passato antifascista di tuo padre, il personale non potrà accusarti di simpatie per la direzione. Hai capito, Stefano? Sì, ho capito. Oh, scusa. Io domenica vado a Ostia. Ah, Con una bella ragazza. auguri. Sì, ma se tu esci con me posso mandare tutto per aria. No, Stefano, vai pure a divertirti con la tua bella ragazza. Stefano, le nostre strade sono diverse. Tu sei un ragazzo molto simpatico, ma ti manca lo scatto, la molla, diciamo pure l'ambizione. Io invece voglio arrivare. Arrivare a che cosa? Ad avere una scrivania più lunga, un ufficio più grande e un presidente più grosso. Signor Presidente? Desidera qualcosa, signor Presidente? Uno stomo seltzer. Subito, signor Presidente. Ho dell'acidità. Ho schiacciato il tabulatore. Chi è questo giovanotto? Stefano Garbelli. Non ho chiesto a lei. Dell'ufficio contabilità e cassa. È suo amico? Mio concittadino. E fa parte della commissione interna? Sì, signor Presidente, sono membro. Garbelli illustrerà la nostra mozione e cercherà di rompere il monopolio delle sinistre. Se ci riesce come con i bicchieri, siamo a posto. Signorina Fortini, venga di là e mi porti un altro bicchiere. Chiuda la porta. Grazie. Sai, il signor Garbelli era molto imbarazzato per il suo arrivo improvviso. Anche lei, a quanto pare? Vuole firmare la posta, signor Conte? No. Vorrei solo che la mia segretaria non desse confidenza al personale. Geloso? Io? Di quello scrivano. Ma l'ha guardato bene in faccia? Ha l'espressione del macrocefalo affetto da mongolismo. Avanti. Visto? Che c'è? Ah, niente, volevo solo sapere se posso andare. E chi aspetta? Appunto. Vi faccia prendere anti-mongol. È un ottimo preparato. Posso andare? No, resti qui. Ma perché così cattiva? Trovi almeno il coraggio di dirmi che non le piaccio. Non è vero, signor Conte, lei è un uomo affascinante. E allora perché questo tira e molla? Carla, lei lo sa, io sono potenzialmente vedovo, mia moglie è in una clinica in Svizzera e sa, purtroppo... Questo è per lei. Che cos'è? Una sciocchezza per il braccio. Lo accetti? È troppo di valore e non posso proprio accettarlo.
Perché vuole mortificarmi? Ma cosa dice, signor Conte? Lei è troppo uomo di mondo. Come potrei permettermi di mortificarla, scusi? E allora? E vabbè, lo accetto. Ma, Garbelli, che fai? Non vieni? Sono le 12:35. 31. Ah no, 35. 21. Sono patate di 270. Ammazzelo! Zuccheri 442. Ma una bella quotazione. E no, i suoi anni li ha. Senti, Garbelli, Gregory Peck, quanti anni ha? 85. Invidioso. Adolfo? Adolfo, dove sei? Adolfo? Adolfo? Adolfo, vieni qua, dove vai? Su, accuccia qua, buono, buono. Ma dove è stato tutto il giorno? L'ho tenuto in portineria. Ah sì, e perché? Sa, il signor De Rossi si è aggravato e siccome il cane abbaiava e dava fastidio, allora la moglie... A proposito, mi ha pregato di dirle di salire un momento da lei. Ah, va bene, va bene. Fra poco salirò. Io vado, eh? Grazie. Niente. Adolfone, hai appetito? Su, la monetina, to la monetina, prendi. Opla, comperati ciò che vuoi, eh? Fabio, ma che hai fatto? Ho mangiato il sapone. Su, non è niente, guarda l'uccellino. Su, su, su. Ho mangiato il sapone. Ma che hai mangiato? L'hai bevuto? Ora muoio. Ma no, non muori. Anzi, ti sei lavato il pancino. Ciao, Milena. Ciao, Daniele. Tuo figlio è sul balcone? Che è stato cattivo oggi? No, scusa, mi vado a vestire perché sono già in ritardo. Fabio? Che sei di turno pure stasera, te? Purtroppo sì. Entro in ospedale alle 8. Ma sempre di notte? Sempre. Se guadagna di più. L'infermiera di notte fa la signora giorno. Fabio, come sei stato? Buono? Sì, sì. Come sei elegante. Sì, figurati. Non detto da niente. Ma tu a fare l'infermiera lo vedi sedere agli uomini? Ma Fabio, ma che dici? Ha detto papà. Ma no, lascialo E non stare, piangi, poverino. se no ce n'è un'altra, capito? Scusami, sa, Daniele. Ma Fabio è buono. E domani torna ancora a trovarmi, vero? Salve. Già 900.000 lire, signorina. Più 50.000? Caspita! Voglio fare anch'io l'infermiere, signorina Daniele. No, non glielo consiglio. I turni di notte sono molto faticosi. E poi c'è l'assistenza, le chiamate notturne. Ma quanto guadagna, però? La macchina? Quando è che si fa la macchina, signorina Daniela? Le sarebbe molto più comodo. No. Finché sono giovane preferisco passeggiare. Buonasera. Buonasera.
signora l'aspetta in salotto. Gentile signora, i miei rispetti. Oh, caro Garbelli, ho trascorso una notte insonne. Per il cane? No, mio marito. Un drink? Grazie. Si accomodi. Prego. Mi dispiace. E oggi come stai, signor Ah, Virgilio? mica tanto bene. Stamane ha avuto l'estrema unzione. No. Così, caro Garbelli, dopo 22 mesi di malattia, Virgilio ci vuole lasciare. Ma è proprio sicuro? Oddio, che sia proprio lui a volerlo, questo non lo so. Certo è che ci lascia. No, dicevo se è sicura che sia così grave. Oh, il professor Polifemi mi ha parlato molto chiaro. Amalia mi ha detto, tu sei ancora giovane, ricca e soprattutto desiderabile. La vita non deve farti paura anche se resti sola. E allora ho capito cosa significavano le parole di Omero. Il poeta greco? No, Omero, il professor Polifemi. Voleva dirmi che Virgilio sta per andarsene. Su, non pianga, signora. Purtroppo questa è la vita. No, questa è la morte. Povero Virgilio. Ma lei deve essere forte, coraggiosa. In fondo lei è ancora bella, desiderabile, l'ha detto anche Dante. Omero. Ah già, scusi. No, è che parlando di Virgilio viene subito di pensare a Dante, invece. Ma lei ha fatto il liceo? No, le industriali. Vuole vederlo? Chi? Mio marito. No, non credo sia il caso, sa, non vorrei disturbare. No, ormai più nulla lo disturba. Venga, venga Stefano. Si accomodi, prego. Si accomodi. Caro, hai visto? Hai visto chi è venuto? No. Chi è? Il signor Garbelli. Ah, l'idraulico. Ma no, caro, venga avanti. È il nostro inquilino. Ha voluto farti una visita. Com'è stato gentile, eh? Sei contento, caro? Tanto, la ringrazio. Come sta, signor Virgilio? Ah, bene, sa. Molto bene. Lei come mi trova? Benino. Forse un po' dimagrito, un po' pallido, ma deve essere l'effetto della luce. Signora, e se il professor Polifemi al telefono? Mi scusi. Ma come, mi lascia solo? Sto bene, sa, sono forte. Non sembra, ma... Senta questo braccio com'è forte. Senta. Sì, è sentito? fortissimo. Lo sa che io sarei ancora in grado di fare a braccio di ferro. Ma no, scherzo. Ah, sì, anzi, lo voglio proprio fare. No, signor Virgilio. Sì, facciamo a braccio di ferro. No, le potrebbe fare no, male. No, le voglio dimostrare come sono forte. Ma io ci credo, No, sa. la prego. Signora. Facciamo a braccio di ferro. Sì, Si vabbè. metta giù, eh? È pronto? Sì. Attenzione, eh? 1, 2 e... Ha visto, ha vinto. Ma lei non spinge. No, io ho spinto, Sì. le do la mia parola d'onore. Spinga più forte. Va bene. Forza, spinga. Sono molto forte. Sì, io, lo so, ma le può fortissimo. fare male. No, che male, no, Vabbè. forza. Su, forza. Lei è forte, sa. Sì. Lei è fortissimo. Ah, sì, fortissimo. Io non ce la faccio. Ah, io... Se le dico che non ce la faccio, ce l'ho fatta. Oddio, signor Virgilio. Respira. Sì, Omero, ho capito perfettamente, ogni 2 ore. Ma stai tranquillo. Va benissimo, sarò precisa, stai tranquillo. Grazie, Omero, sì. Grazie. Va già via, Stefano. Sì, purtroppo devo andare. Come va? Bene. L'ho trovato abbastanza bene. È forte, sa. Ha perfino voluto fare a braccio di ferro. Sta proprio bene. No, mettetevi lì. Dai, eh. Ciao. E datevi da fare che domani c'è una cambiale che mi scade. Beh, che siete venuti a fare qua? Ma non lo vedi? Quello che stai facendo tu, no?
E chi ve l'ha detto di venire proprio qua? È il comitato della Croce Rossa. Siete pure spiritose. Peccato che ve ne dovete andare via subito, se no sai che risate ci facevamo. Ma no, facciamosele ben subito, no? Senti, tanto noi da qua non ci muoviamo. Ah, no, e questa è la zona mia, ve ne dovete andare. Ah, oh, ma che? Hai pagato l'affitto al comune? Sentite, io non c'ho voglia di far scenate. Peccato, perché noi le scenate ci fanno tanto divertire. Molto. E vi divertite pure se uno vi fa gli occhi neri? Chi, tu? Io? E perché mi dovrei sporcare le mani? C'ho una apposta che gli piace di essere condannato per percosse. Ma senti, e dov'è questo tizio? Eccolo là. Perciò vi conviene filare, via. Ah, oh, calmati, bellezza, che tanto a me mica mi metti paura, sa? Noi da qui non ci muoviamo. No. Ah, no. Allora volete che lo chiamo proprio? E chiamalo. Guardate che quello vi cambia i connotati, sa? Ora di che ci faremo fare una plastica. E diventeremo belle come te. Ah, vabbè, l'avete voluto voi, eh? Scusi, signore, le posso chiedere una cortesia? Prego, prego. Mi accompagna un pezzetto, una zona piena di donnacci, i giovanotti mi danno fastidio. Ah, sì, sì. Ma scusi, non le potrei dare fastidio anch'io? No, lei non ce l'ha la faccia di uno che dà fastidio. Ah, grazie. Beh, dove la devo accompagnare? Fino alla clinica Salus. E dov'è? Di là. Ah, Clary, cosa c'è? A me mi pare che quello combina davvero. Certo che se quel cane c'ha fame mica se la piglia con te, sai? Sta disgraziata. Adolfo! Rena, sai cosa ti dico? È meglio che qui tagliamo la corda, va? Andiamo, andiamo. Adolfo, vieni qua, vieni qua. Mascalzone. Mi scusi, signorina, ma quando vede una cagna... Di là. Sì. Ma lei è un parente ammalato? No, perché? Ma prima mi parlava di clinica. Ah, no, sono infermiera, faccio il turno di notte. Che combinazione. Anch'io lavoro in una ditta farmaceutica, la Farm Europa. Che è operaio? No, che operaio. Sono direttore. Bello il suo cane, come si chiama? Adolfo. Adolfo. Si vede che chi me l'ha venduto era un ebreo. Ma lei fa sempre i turni di notte? Sì, molto spesso. Noi fabbrichiamo un prodotto molto buono, il fenilmetilcinolo. Ah. Lo conosce? Come no, è un ottimo sciroppo. Ma veramente sono iniezioni? Ma lo sapevo. Vorrà dire che se ne farà qualcuna penserà a me. Le dispiace se le do il braccio? No, mi fa piacere. Ma perché? Perché lei mi ispira fiducia. Beh, allora ne approfitto per chiederle se domenica vuol venire con me a fare una gita al mare. Al mare? Mi piacerebbe, ma sa, ho troppi impegni. Certo, è difficile dire di no a un direttore. È un viale un po' troppo alberato questo. Adolfo? Beh, non mi ha ancora detto se ci possiamo rivedere. Io scendo sempre con l'autobus a Piazza di Spagna. Anche domenica alle 11? Anche domenica alle 11. Ecco, io sono arrivata. Arrivederci, signore. Ah già, mi sono dimenticato. Stefano Garbelli. Piacere, Daniela. Daniela Ferrari. Ferrari. È proprio ben carrozzata. Che ne dici, Adolfo? Credi che le sono piaciuto? Sai che ti dico? Se si volta, vuol dire che ci sta. Ci sta. Mamma mia. Grazie. Mi ha
nato la domenica, volevo fare una scampagnata. E che volevi? Che il principale morisse un giorno dopo per far piacere a te? Porca miseria, me ne ero dimenticato. Forse ce la faccio. Ho lasciato il frigorifero aperto a casa. Dite a Silvana di chiuderlo. Stia tranquilla, Mi raccomando, signora. perché c'è il gatto per casa. Lasci fare a me. Ricchi o poveri, prima o poi. Già, almeno ha finito di soffrire. Chi? Sua moglie ha finito di soffrire. È partito? In questo momento, se fa svelto lo raggiunge. È stata una cosa improvvisa, e chi se l'aspettava? Ma è il rigore che non ci voleva. Sto Loiacono sarà un gran giocatore, ma è pure un gran figlio. Io mia moglie l'ho accontentata. Ho fatto l'adattamento al secondo canale. Io no, mia moglie non mi ha fatto niente di male. Ma scusa, perché adoperi la lavatrice? Da retta a me, se il tessuto lo lavi a mano, non si trincia, Io comunque gliela riporto. Capirai. No, non so che differenza ci sia. È semplice. Nel 1861 squillavano le E trombe. nel 1961? Squillo. Ah, buona, questa me la rimetto su. Io sono un uomo vero, perché ti amo, perché ti amo, perché ti amo, perché ti amo, la tua mia me. Te lo dico io, è tutta fregata dei canti gregoriani. Grazie. Grazie di essere venuto, Stefano. Per carità. Condoglianze. Me l'hanno assassinato. Sì, Omero, quello non è un dottore, è un macellaio. Però chi l'avrebbe mai detto? L'ultima volta che l'ho visto mi sembrava così forte, mi sembrava perfino sereno. Non lo Oddio, ma che è stato? Si è fermato. Ma... Vado subito a vedere, signore. Grazie, Stefano. Ma chi è? Che ne so? È uno che sta meglio di me. Signora, vada su. Sarà qualche pezzo grosso. Però potevano dare la precedenza al morto almeno. La precedenza è alla destra. È libero? No, è liberale. Ma chi? Quello che è passato adesso. Ma no, dicevo il taxi. Ah, sì. Ah, allora, Piazza di Spagna. Subito. Quant'è? 500. Grazie, sono per me, vero? Ah, sì. Li ho presi piccoli perché ho pensato che i grandi potevano ingombrare. Grazie, mi piacciono così. Beh, che è storia da funerale? Chi? Ah, che sono stato veramente un funerale. Ecco, così va meglio. Beh. Vogliamo andare? Mi dispiace che non ho la macchina. Stamattina ho una rabbia. Faccio per partire, zac, lo spinterogeno della Giulietta. Conosci lo spinterogeno lei? No. Spaccato in due. No, mi dispiace perché poi alla domenica non si può neanche riparare. No, non si preoccupi. A me mi piace passeggiare. Lo sa, per me è così insolito non avere la macchina che... Ma sì, quasi quasi sono più contento.
Beh, possiamo prendere un taxi magari. Ma no. E il sabato come la passate? Male, tutto il giorno in clinica, senza neanche poter tornare a casa. Io sto a Ronciglione. A Ronciglione? Eh. È un po' scomodo, Ma ci sono affezionata, abito in un villino di papà, era colonnello. È in pensione? No, è morto. Oh, mi dispiace. Sa com'è? Ha avuto una di queste malattie moderne e se n'è andato. Ah, avessi saputo le avrei dato un prodotto della mia ditta. E Adolfo? E Adolfo era un po' arrabbiato perché l'ho lasciato a casa solo, ma poi gli ho spiegato che uscivo con lei e allora si è calmato. Ma lei vi ha pensato un po'? Ma perché me lo domanda questo fiatone? No, è che sono un po' raffreddato. Ed è per curarsi il raffreddore che va a cercare le grandi altitudini. Ma a proposito, perché andiamo lassù? Io non lo so, io sono venuta dietro a lei. Io venivo dietro a lei. Ma non dovevamo andare al mare e qui stiamo andando in montagna. Ah già. Beh, torniamo indietro. Sei già pronta? Sì. Facciamo subito il bagno? Sì. Guardate dove mettete i piedi! Mi scusi? Ma si divertono pure questi disgraziati! Scusami. No. Andiamo in acqua? Sì. Vieni. Aspettami! Attenzione, c'è una buca! Attento, un righetto, vieni qua, vieni qua! Scherzetto balneare! Cretino! Non riuscito! Come va? Bene. Stanco? Io? No. Stefano, sei un bravo ragazzo. Toh. No, qui ci vedono. Dopo. Dopo? Dopo. Oh sole, oh sole, oh Mo te butto l'acqua, sì. No, Daniela, che facciamo scherzi, dai. Daniela, dove sei? Daniela, come... Stefano! Stefano! Sono tua. Stefano! Non so nuotare. Stefano, ma dove sei? Stefano! E non basta con questi scherzi, no? Aiuto! 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 Ma non bevi? No, basta. Non ti sembra che la spiaggia si sia allungata? No, perché? Con tutta l'acqua che ho bevuto. Devo aver avuto una congestione. Ma tu sai nuotare? No. E perché? E perché non me l'hai detto subito? E tu non me ne hai dato il tempo. Anche qua vengo. Chi? Quella lì che guardavi prima. È una di quelle, sai. Ah.
Poveraccia, in fondo mi fa pena. Ti fa pena, perché? Come perché? E tu certe cose non le puoi capire perché sei una brava ragazza. Sapessi la vita che fanno, spaventosa. Guadagnano un sacco di soldi. Eh sì, poi trovano uno che glieli mangia. No, non sempre, ci sono pure quelle furbe. Ma cosa vuoi sapere tu? Niente, io me lo immagino. Beh, io mi vado a vestire. Gelosa, eh? Un po'. Grazie. 2 martini. Subito. Facci in un minuto. Hai appetito? No. Col tuo annegamento abbiamo saltato la colazione. Stasera non salteremo anche la cena, spero. Mangerai tu, io ho mal di stomaco. Ma in certi casi fa bene mangiare. Sì, figurati. Io ho fatto. Entra. Ragazzi, se andate in pineta vi potete pure distendere. Cosa vuol dire? Niente, era un consiglio. Ci mettiamo qui? Sì. A che pensi? Ah, niente, pensavo come buffa la vita. Tutto mi sarei immaginato, meno che di restare con te oggi in pineta. E manco io me lo sarei immaginato. Con tutto sto spazio che c'è proprio qua dovete capitare. Baciami, va. Stefano. Beh. Che cosa? Ah, ci dice proprio male oggi. Che miseria, ci mancava anche l'acqua. Accidenti, ma qui è il diluvio universale. Oh. 2 tè caldi, per favore. Subito. Desiderano? C'è un posto per asciugarsi? Sì, si accomodi lì nel bagno. Grazie. Questi temporali d'estate rompono sempre le uova nel paniere, eh? Sì. Sono qui in villeggiatura? No, no, dobbiamo rientrare subito a Roma. No, perché se volevano stare un po' a loro agio, ho ancora una camera libera di sopra. Beh, non credo che la signorina voglia. Lo servo di là. Sì. Prego. Un bel tè, proprio quello che ci voleva. C'è già lo zucchero? No, ma c'è il coperchio. È caduto. Tieni, ti do il mio. Grazie. Zucchero? Poco. Lo sai cosa mi ha detto prima il padrone? Se volevamo prendere una camera di sopra. Un po' delicato, no? Beh, perché? Ah, perché tu verresti? Beh. Aspetta, ci vanno i documenti, no? C'è solo questo.
Ci ho ripensato. Quella camera che mi ha detto prima, la prenderei. Mi dispiace, ma l'ho affittata proprio in questo momento. Non è andata come volevi, vero? Ma no, che c'entra? Salvo l'annegamento mi sono anche divertito. Ma sai che stasera combinerò poco. Non mi va proprio da lavorare. Qualche volta capita anche a me. Ma sai, quando sei lì, il tuo poi, più che un lavoro, è una missione. Già. Beh, è meglio che me lasci qua. E quella? Vedi un po'? Non si mette pure a fare la scivolosa. Meno male che lui non c'ha il cane dell'altra sera. Ciao. Aspettate, ci penso io. Un'altra volta qui ti sei messo. Ma tu che vuoi da me? Voglio che te ne vai. E perché? Perché qui comando io. Sorbole che sventola. E se te ribecco qui te rovino. Ma disgraziato! Fernando, non si scherza, ricordati. Andiamo, venite. Andiamo, scendete, sbrigatevi. Andiamo, è tardi. E mo quell'altro? Te preoccupare che lo ripesco, ando scappo. Caro Stefano, Baudelaire diceva: se dans le deuil corre con elle les amis, una sua visita anche breve mi sarà di grande conforto. Amalia. Ma cosa dice, signora Amalia? Io sarei venuto lo stesso. Capisco che in questi momenti una parola di conforto... È un balsamo impagabile. Baudelaire diceva... Questo me l'ha già scritto sulla lettera. Scusi, sa, ma ho la testa talmente in aria che non ricordo. Vai a dormire, cara, vai. Certo che è stato un brutto colpo, eh? Oh, bruttissimo. Ma com'è successo? Embolia. È partito un embolo e zac. Ma deve essere stato uno sforzo. Si sieda, Stefano, si sieda. Ma dove sei seduto? Venga qua, vicino a me. Sapesse come fa bene piangere quando si è compresi. Ma lei non deve fare così, donna Amalia. Lei deve tirarsi su, deve riprendersi. E beva qualche cosa. Dopo. Sono tanto sola, Stefano. Non un affetto sincero, non un volto amico. Solo parenti che piombano come avvoltoi per interessarsi al supermarket del mio povero Virgilio. Capisco. Ma lei non deve innervosirsi. Non vede come trema? Sì, ipersensibilità. Sono una corda di violino. Senta la mia mano. È fredda? È gelida. Senta il mio collo. Questo è tiepido. Ah, forse è la sua mano che fa fluire il sangue. È così calda. Perché l'ho tenuta in tasca fino adesso. Non la tolga. Non la tolgo, tanto bisogno di calore, di comprensione. Oh, Stefano, sono disperata. Su, donna Amalia, non faccia la bambina. Lei è una donna. Lei ha tutto ciò che un uomo può desiderare. Sì. Ha anche un supermarket. Dice? Ma certo. Grazie, Stefano, grazie. La prego, mi stia vicino almeno lei. Il pensiero di questa casa così grande, così vuota, mi atterrisce. Mi sconvolge, capisce? Sì, capisco. Stefano, caro, grazie. Sono tanto stanca. Sì, donna Amalia. Stefano, sono proprio stanca. Sì, Amalia.
tanto stanca, Stefano. Ma dove sono? Certe cose non si dovrebbero proprio fare. Scarpe. Dove sono le scarpe? Le 8:30. Faccio anche tardi in ufficio. Tesoro, ti ha svegliato il telefono? Era il professor Polifemi. Ricordi, Omero? Voleva sapere come ho dormito stanotte. E perché lo voleva sapere? Sei geloso? No, sono soltanto mortificato. Non dovevamo farlo. Sì, lo so, non dovevamo. Ma che colpa ne abbiamo noi se uno stato di angoscia, di disperazione si è trasformato in un atto di vita? Freud sostiene? Chi è questo Freud? Ma come, non conosci Freud, lo psicanalista viennese? Ah, Freud. Ma no, caro, si dice Freud. Sì, va bene, si dirà Freud, ma non c'entra lo stesso. E la colpa è tutta mia. No, caro, la colpa è del cuore. Virgilio stesso comprenderebbe se lo sapesse. Beh, speriamo che non lo sappia. Caro, ma perché parli così? Scusami, sono nervoso. Come Sono no? in ritardo in ufficio. Oggi poi ho anche una riunione sindacale. Perché non prendi la mia macchina? Si trova già sotto al portone, farai più presto, eh? Ma non vorrei che la portinaia pensasse qualche cosa. Non credo, soprattutto se non esci scalzo. Ammazza. Hai capito che macchina? René, prepara il casco. Buongiorno, signora. Buongiorno. Che c'è? Ho svagato il movimento. Aspettami del... Lasci, signorina, faccio io. Stasera alle 11. Va bene. L'indirizzo è scritto sul biglietto. La sua testa è perfetta, signorina, mi scusi. Prego. Scusate tanto. Ah, René. Beh, e allora? E allora? E lì sotto c'è qualche cosa di grosso. Quello c'ha pure la fuoriserie. Capirai. E beh che? Te preoccupi? Si capisce la concorrenza, se non so chi ci sta dietro di lui. No, perché pure tu pensi che si tratti di un movimento nuovo. Oh, bisogna tenerlo d'occhio. Magari farlo pizzicare al buon costume, eh? E perché? Così sappiamo chi è, no? Già. E come facciamo? Ah, no. E pensaci tu, no? René! Vengo! E c'è sua madre che deve dividere la sua bella tra i figli! Oh, quanto strillano. davvero, che sai, parlano, ma per noi sempre male va a finire. Non vi preoccupate, ragazze, il ragionier Garbelli sosterrà le vostre ragioni. È un ragazzo intelligente, preparato e onesto e saprà certamente convincervi, vedrete. Fuori! Fascista! Ragioniere, come andava? Bene, bene, benissimo. Allora hanno accettato le sue richieste. No, hanno accettato subito di darmi dei gran pugni. Maledetti. Ma come fa a difendere la classe operaia se viene a lavorare in 2000 spaide?
Mascalzoni. E questi richiamano liberi dibattiti sindacali. Domani sera c'è una riunione segreta a casa del Bianchi e interverrà anche l'onorevole. Sì. Credi si irriterà molto? Certamente, è un uomo molto impulsivo. Ma no, non sto parlando dell'onorevole, dico il mio occhio. Fa un po' vedere? È molto rosso, ma domani sarà nero. E si vede che vuol far carriera politica anche lui. Ecco, ora ci mettiamo un po' di Gliconox e vedrai che il dolore ti passerà. No, i prodotti di questa ditta io non li Ma voglio. dai, sta buono che ti fa bene. Bene. Oh, scusi, signor Presidente, stavo... Sì, so benissimo quello che stava facendo. Solo che per sbaciucchiarsi poteva scegliere un sito più romantico. Sbaciucchiarsi? Stia zitto lei. Signor Conte, come si permette? Stavo medicando l'occhio dell'impiegato Garbelli, che è stato ignobilmente aggredito e contuso per aver cercato di difendere la relazione voluta dalla Presidenza. Guardi un po' qui che occhio gli han fatto, poverino. Vedo tutto. Sono io che ci vedo solo la metà. Sì, ma le medicazioni si fanno in infermeria. Adesso in infermeria ci sono i nostri avversari. Se andavo in infermeria mi chiudevano anche l'altro occhio, scusi. Già, e invece bisogna tenere gli occhi sempre aperti. Mi spiace che il Presidente per colpa mia se la piglia sempre con te. Non farci caso, va. Ma tu un po' di bene me lo vuoi? Perché mi fai questa domanda? Sai, devo prendere importanti decisioni. Sai, la ragazza di Ostia ci sta. Beh, certo che sei tu. Ma perché non mi vuoi rispondere? Non è che non voglia. Preferisco non parlarne qui. Non mi sembra difficile dire sì o no. Non si tratta di dire solo sì o no. A me mi basterebbe un sì o un no. Non capisco che valore può avere un sì o un no detto così. Sei sincero. Allora, se lo vuoi proprio sapere, né sì né no. Che vuol dire no? No, che vuol dire né sì né no. Ho capito. Non dire ho capito perché allora vuol dire che non hai capito. Oh, il bambolotto è arrivato. Lo crocchiamo subito? Aspetta, sta buono, famogli imboccare il vicoletto. Amo. Che famo? Righetto e raffa, appostatevi là.
Te preoccupa che mo la benedizione te la davano gli altri. Che dopo i mandolini ci vuoi far sentire la musica dell'organo? No, se vuoi far celebrare una funzione. Sì, funebre. Oh, eccolo qua. Io giusto a te cercavo. A me? Scusi, ma io non la conosco. Io invece le conosco, te conosco pure bene. Sì? Sì, e mo bisogna che mi stai a sentire e che te studi bene le orecchie. Ecco, la vedi sta piazza? Sì. È bella. È mia. Dal capolinea del 38 al chiosco della benzina. Proprio mia. Sì, sì. Hai capito? Te sta bene? Oh, mi sta benissimo. Ecco. Beh, del resto anche mio cugino era il padrone di Piazza San Pietro. E allora? Adesso sta molto meglio, crede di essere il padrone soltanto del cupolone. Fa pure lo spiritoso, ma è bello. Ma perché? È ora che senti un'altra musica. Suona la raffa. Dai. Pronto? Buon costume? Ah, qui è un cittadino indignato che vi telefona per dirvi che c'è della gente che sta facendo a pugni in Piazza Fontana. Sì, provvedete subito, a Piazza Fontana. E passelo. Chi è? Eccotelo. Dai, passelo, dai. È tuo. Oh, mo ti non porta. Là. Che fate? Oh, piglialo! Dai! Sotto! E quando piglialo, piglialo! Quando vanno? Oh. Dai ragazzi, fammi il bagno al buco! Dai, no, tu! Non fai che stanno data! Oh, la voce! Dai, cercare, giù! Oh, sbaglia la madame! Ma l'amico nostro era tutto zozzo! Ho capito. Per voi si tratta di una questione musicale. No, guardi che l'orchestrina era già andata via quando questi tre farabutti mi hanno aggredito. Poi non solo mi hanno picchiato, mi hanno anche buttato nella fontana, mi hanno buttato. Ah, dottore, gli dica di calmarsi a questo, se no ricomincia la musica. No, io non mi calmo affatto. E invece devi calmarti. Siedi qui. Ma... Siedi qui. Ma le bagno tutta la sedia. Non importa. Ragazzi, noi ci conosciamo da tanto tempo. Da troppo tempo. Vi ho visto ragazzini al riformatorio, vi ricordate? Tanto tempo che sono stufo di conoscervi. E voi pensate che io possa credere alla storia dei mandolinisti? Ah, dottore, a noi ci piace la musica. È per via del campanilismo. Questo è Polentone. Sa come succede, dottore? Sfotteva e allora noi... Non è vero, è un bugiardo. Le giuro che è un bugiardo. Tu sta zitto e siediti. Ma... Siedi. C'è la sedia bagnata. Si è fatta su. A me il fatto che voi facciate tanto i furbi, guarda un po', mi diverte. Perché tanto in un solo modo finisce, dentro. Ah, dottore, mica che non ci voglio venire. Lei mi conosce bene. Ma manca l'imputazione. Raffa, mi meraviglio di te. Questo di chi è? È mio. Appunto. Portali dentro. Dentro, mo scherzata, dottore. Per 4 ciabattate, dottore. Andiamo. Dottore, mia madre mi aspetta a cena. Ciao ragazzi, è in gamba, eh? Andiamo. Io posso andare via, signor commissario. Dottore? No, tu resta qui. Sì, è proprio impiegata alla Farma Europa, ma c'è un particolare. Quella Daniela Ferrari, sì, quella del libretto di banca, è una nota passeggiatrice. Ah, allora i conti tornano. È uno sfruttatore anche lui. Lo portiamo dentro? No, aspettate. Dunque, Raffa, Righetto e Tripoli, tu non li conosci. Ma come te lo devo dire, signor commissario? Sigaretta? No? Grazie. Però tu sai perché ti hanno aggredito, vero? Ma no, io non li ho mai visti in vita mia. Guardi, per me quelli sono matti e basta. Pericolosi se ti hanno conciato in quel modo. Guarda che occhio nero. Ah, no, questo non c'entra. Questo me l'hanno fatto quelli dei sindacati. Sindacati? Che sindacati? È una vecchia storia. Gentaglia che sfrutta le donne con i turni di notte. Ma queste sono cose che a lei non possono interessare. E Raffa, Righetto e Tripoli fanno parte di questi sindacati? No, ci mancherebbe altro. Dai, su, non fare il furbo. Ma no, se le dico che non li ho mai visti in vita mia, signor commissario. Ah, già, me l'hai detto, me ne ero dimenticato. Daniela Ferrari, la conosci? Ah, Daniela Ferrari sì, una brava ragazza. Fa l'infermiera alla clinica Salus. Alla clinica Salus? Sì.
E questo? Appunto, questo è il suo libretto che avevo dimenticato nella mia tasca. Glielo stavo riportando alla clinica, poi sono arrivati i menoni. Bene. Bene, Garbelli, riportaglielo. Questo è tutto. Ah, allora vuol dire che posso andare a casa. Sì, arrivederci. Arrivederci. Speriamo di no. Beh, nel senso che se abbiamo bisogno di qualche informazione. Speriamo di no. Speriamo. Piacere. Beh, neanche quello. Beh, insomma, buonanotte. Ah, la sigaretta. Tanto. Agostini? Comandi. Clinica, sindacati. Qua ci deve essere sotto qualcosa. Non è meglio fermarlo? No, per ora no. Sai che devi fare? Tartufalo insieme a Donati. Pesce piccolo ci porterà al pesce grosso. Chiaro, no? Mannaggia. Ah, sei tu, Stefano? Come stai? Che cosa dici? Che è successo? Mi è successo un fatto molto strano. Ieri stavo per venire da te in clinica per riportarti il libretto che mi era rimasto in tasca e mi sono preso un sacco di botte. Davvero? Ma chi è stato? È aperto? No, non è per te. Che voleva? Che posso dare un'occhiata al contatore? Guardi pure. Non capisco perché l'hanno fatto. Chira, Ferighetto e Tripoli li possino. No, non li conosco. È di là, in cucina. Ma la cosa più strana è che in quest'ora mi hanno chiesto di te. E tu che gli hai detto? Beh, la verità, che sei una mia amica. Fai l'infermiera alla clinica Salus. Senti, Stefano, io ho urgente bisogno di parlarti. Prendo subito il trenino e vengo a Roma. Sì. Che ore sono, scusa? Le 6. Le 6? Ah, accidenti, non è possibile. E mi ero dimenticato. Ho una riunione sindacale. Quando ti posso vedere? Non lo so, forse domani. Sì. Ciao, eh? Che vita da cani. Adolfo, portami i pantaloni, per favore. Presto. Quelli grigi. Grazie. Uffa, che barba. Io le dico la verità, sarei andata molto più volentieri al cinema. E io no, è per difendere i vostri interessi che abbiamo fatto questa riunione segreta. Non bisognerebbe mai interessarsi di politica. Ma che c'entra la politica? Ma se viene anche l'onorevole Castellazzi. È una questione sindacale, la politica non c'entra niente. Su, andiamo. Perché non vai a dormire, Nando Marcellini? Grazie, dottore. Sa com'è, non c'ho sonno. E poi a casa mia fa un caldo. Appunto per questo io ti mando a dormire al fresco. L'avverto che qui c'è un equivoco. Infatti, tu. Righetto, Raffa, Tripoli, si sentono un po' troppo soli. Portalo dentro. Sì, no, ma dico, ma che stanno a scherzare? Ma no, scusate, questo è un sopruso. Io ho capito perché non mi sta bene che metto il naso in certi traffici. Vai, Nando, vai. Mi scusi, brigadiere. Guardi, queste sono le chiavi della macchina. Me l'aiuta bene, per piacere, perché io con certa gente in giro non mi fido. Basta la presenza di quello per confermare i sospetti. Sicché sono entrate 13 persone. 7 donne e 6 uomini. 4 ragazze l'ha portate quel Garbelli. Credo che sia arrivato il momento giusto per fare una visitina anche noi. Bene, dottore. Aspetta. Sta entrando un altro pesciolino nella rete. Dottore, mi sbaglio? O quel pesce è l'onorevole Castellazzi? Ah sì, è vero.
Proprio lui. Allora entriamo? Non lo so. Tanto è dell'opposizione. Non diciamo fesserie, qui bisogna approfondire le indagini. Ricordati il pesce grosso. Ma lei balene vuole prendere? Cosa c'entra la Farm Europa? Riteniamo che quel Garbelli attinga, diciamo così, il materiale proprio dalle sue dipendenti. È impossibile, non... Purtroppo. E voi sapete di quali dipendenti si tratta? La prego, non mi faccia far nomi. Operaie, immagino. In genere è il bisogno che spinge... Non sempre. C'è per esempio qualche impiegata che guadagna molto bene, eppure... Impiegata? Quale? La signorina che è uscita adesso. Carla Fortini. Appunto. Mi scusi, commissario, ma sa, la cosa mi ha un po' sorpreso. Vedo. Per quanto alla mia età ne abbia viste tante. Comunque, arrivederla e grazie. Grazie di che? Così. Ah. Cretino. 2 volte laureato, 6.000 dipendenti per farmi fregare da una segretaria squello. Bravo Gaetano, bravo imbecille. Imbecille. Avanti. L'impiegato Stefano Garbelli da me, qui. No, non ho ancora firmato. Si sente male? No, grazie, sto benissimo, proprio in forma. Perché? No, niente, così mi sembrava. Ho finito ora di arrabbiarmi con un imbecille. Per telefono? Sì, per telefono. Beh, oggi si fanno molte cose per telefono. Basta uno squillo e tutto è predisposto. Semplice, no? Scusi, ma veramente io non vedo la relazione. Io invece ne vedo molte di relazioni. Molte. Che voleva? Sì? Vada pure. C'è l'impiegato Garbelli. Bene, che entri. Venga, Garbelli. L'aspettavo. Si accomodi. L'ho fatta chiamare per una questione che esula completamente dai suoi doveri di impiegato. Lei ora non parla con il presidente della società Farm Europa. Parla con il conte Losi. Signor Conte, se posso esserle utile. Sieda. Dunque, chiarito questo, lei deve trovare il modo di procurarvi un incontro con una persona in un posto sicuro, adatto, dove anche se alzo la voce sia impossibile essere ascoltato. Guardi, non faccio questione di prezzo. Ma cosa c'entra il prezzo, signor Presidente? Solo non capisco perché si è rivolto a me. Garbelli, una parola è poca e 2 sono troppe. So tutto. Io conosco le sue attività collaterali, conosco il giro delle sue conoscenze. Ah, ho capito. Il direttore le ha raccontato di quella ragazza che è venuta in ufficio. Si tratta di un'infermiera. Ah, la chiami infermiera, massaggiatrice, quello che vuole. La persona a cui alludo ha una posizione tale che la rende insospettabile. Lei conosce la signora Maglia De Rossi? No, conosco lei. Non voglio con questo entrare in merito a quello che fa, voglio solo che mi procuri un posto adatto. Ah, ho capito. Il mio appartamentino. Per una scappatella è l'ideale. Le sembro tipo da scappatelle? No. Lo scopo del mio incontro è quello che si chiama in termini politici recupero di prestigio. Ah, beh, se si tratta di politica, allora non credo che il mio appartamentino... E invece andrà benissimo. Viene anche l'onorevole. L'onorevole? Che c'entra l'onorevole? Sì, sa, perché l'ultima volta è venuto anche lui. Ah, bene. Non sapevo che l'onorevole fosse in contatto con lei. Beh, sa, è per via della commissione interna. Ah, già. Dimenticavo che quella commissione è un po' il suo cavallo, diciamo, di battaglia. Sì. No, l'onorevole non ci sarà. Alle 19 nel suo appartamento, allora? Ci sarà tutto, vedrà. C'è anche un piccolo mobile bar. Bene. La persona che voglio incontrare è... Conte Losi, buonasera.
S'accomodi. Buonasera. È arrivata? Sì, è di là, aspetta. Aspetta chi? Lei? Ma non le avrà mica detto che si tratta di me. No, no, dicevo, aspetta gente, così in linea generale. Fango, ovunque fango. Perché piove? Guardi, può andare, mi lasci solo. Sì, e io porto fuori il cane un po' in giardino. Se dovesse aver bisogno di me, disponga pure. Bene. Signor Presidente. Mi scusi, ma non capisco. Lei sapeva che io... Sì, lo sapevo. Allora la persona che dovevo incontrare... Sono io. Ma che bisogno c'era di incontrarsi qui, in casa di Garbelli? Io non vado in albergo. Signor Presidente, Dio mio, ma che sta succedendo? Mi spoglio. Ma che cosa fa? Dico, ma lei è matto! Io non conosco le tue abitudini, ma se devo pagarti prima, ecco qua. Porco, porco, lei è quel mezzano che le ha prestato l'appartamento! Hai già fatto? E me lo domandi, disgraziato! Signor Presidente, ma che sta succedendo? Ha avuto il coraggio di schiaffeggiare. Anche a lei? Ma che cosa gli è saltato in mente? Insomma, basta con questa commedia. Ma che credete voi due che io sia veramente un deficiente? Ma, signor Presidente, non mi permetterei mai. E faccia da schiaffi. E dai. Almeno abbia il coraggio delle sue azioni. Certo, signor Presidente. E se lo fa, lo faccia bene il suo mestiere. Quale mestiere? Il ruffiano! Permesso? Oh, scusate. Daniele. Entri pure, signorina. Un'altra del grande giro. Immagino sia venuta a portare gli incassi al suo mantenuto. Ne ha bisogno, perché da questo momento ha finito di farsi mantenere dalla Farm Europa. Vigliacco, mascalzone. Ma io la denuncio, sa. Stefano, ti prego. No, perché finché offende me, vabbè, io sono un povero disgraziato, ma che offenda te no. C'ha ragione, Stefano. Come c'ha ragione? C'ha ragione, io non faccio l'infermiere. Che c'entra? Che se non fai l'infermiera, mica fai la... Sì. Sì. È da ieri che cerco di dirtelo. L'infermiera. Ma Stefano. No, dico, ma perché proprio con me? Ma cosa ti ho fatto? Avevo bisogno di far vedere che c'avevo un protettore. E tu passavi tutte le sere col cane. E io non volevo... Allora sei proprio una schifosa, sei. Se te sta bene. Ma il presidente... No, guarda che io ti faccio una faccia di schiaffi così, sai. C'è ragione, c'è. Ma cosa me ne frega d'avere ragione? Ma come? Prima mi fai passare per magnaccio, poi mi fai licenziare e adesso mi dici che ho ragione. Ma cosa me ne frega della ragione? Ma io ti voglio bene. Ma cosa me ne frega che tu mi vuoi bene? Cosa me ne frega? Ma tu guardi in che guaio mi ha cacciato questa qua. Stefano, io non credevo che andasse a finire così. Io ti giuro che... E dai, invece è finita così. E adesso che cavolo faccio? T'aiuto io, t'aiuto. C'ho qualche risparmio, non lo sai? Ah, ma allora ce l'ho proprio scritto in faccia. Ma io c'ho bisogno di un uomo. E se non mi difendi tu che mi vuoi bene? E chi te l'ha detto che ti voglio bene? E poi anche se te ne volessi. Cosa mi metto a fare? Il tuo pappone? No, non lo chiamare così. Se ti metti a vivere con me diventi il mio uomo. Ma sempre pappone. In fondo, senza volerlo, l'hai già fatto. E che male c'è? Senti, vai via, Vai via, altrimenti mi riprende la rabbia. Vattene via, guarda. Mi telefoni domani? Sì, figurati se ti telefono. Ma non lo so. Se non ti facessi scrupolo... E dai, insiste, sai. Ma perché ti sei messa a fare quel mestiere? Perché è facile. Ma tu guarda, tutte a me mi vanno a capitare. No, perché se anche lo vado a raccontare in giro, prima mi prendono per un deficiente, poi non mi credono. Adolfo, piantala, non è il momento. Ma come, l'ha dimenticato? No, ce l'ha lasciato apposta. Adolfo, vieni qua.
Riportaglielo subito, hai capito? 950.000 lire. È facile, col mestiere che fa. A me mi ci vogliono 2 anni per guadagnare quei soldi. Poi magari trovo un pappone che glieli mangia fuori tutti. E questo è ancora più facile. Cosa c'è? Mi si è rotta la bambola. Tieni. Comperatene una nuova. Signor Stefano, la signora Maglia non si sente bene. Ah sì, mi dispiace. E siccome è la mia serata di libertà, la prega di andare da lei. La sei tanto nervosa. Ah, anche lei, figurati le risate che ci facciamo. Ah, questa è la chiave. Può salire quando vuole. Buonasera, signor Stefano. Buonasera. Purtroppo è stato un equivoco, signor Presidente. D'altra parte il Garbelli con quella faccia. Ah, ecco, sì, è giusto, è giusto. Sì, perché in fondo i guai li ha passati lui. Va bene, grazie, sì, arrivederla. Ecco, abbiamo rimediato. Garbelli sarà riassunto e avrà anche un aumento di stipendio. Contenta? Mi dica un po', lei sarebbe in grado di riconoscere quel tizio che le ha dato lo schiaffo domenica sera? Beh, era buio, ma la faccia del papone ce l'aveva. E questo? Sì, proprio lui. Donati? Signor commissario? Nando Marcellini è ancora nostro ospite? Sì, fino a domani mattina a mezzogiorno. Rilascialo subito. Signor commissario, ma... Naturalmente gli metti un agente alle costole. Va bene. Beh, signorina, io la devo ringraziare per la sua coraggiosa dichiarazione. Dico coraggiosa perché lei lo sa, rischia una denuncia per adescamento. E invece? E invece la lascio andare. Spero di non rivederla mai più, né qui né là. Stia tranquillo, signor commissario. E per quel che mi riguarda, le rendo noto, signor Presidente, che vado in tasca a lei e al suo aumento di stipendio. Ma cosa crede? Che sia sufficiente far mangiare la carota per cancellare le bastonate? Io non sono un mantenuto, no. Il mantenuto è lei, signor Presidente. Sì, sì, mantenuto dai suoi operai e dai suoi impiegati. E sa cosa le dico? Che me ne frego di lei e della Farm Europa. C'è chi ha apprezzato le mie qualità e mi ha offerto un posto di grande responsabilità. Sì. E chi ce l'ha il coraggio di andare dal Presidente a dire una cosa simile?
Ma non ce ne sarà bisogno, caro, perché tu alla Farm Europa non ci andrai più. Cosa? Ci sono io. Non ti devi preoccupare, caro. Tu resterai al mio fianco e lavoreremo insieme, sai? Certo che lavorerò, altrimenti non potrei mai accettare. Caro, mi piaci perché sei tanto orgoglioso. Con te non avrò più paura. Ma che tipo di lavoro dovrò fare? L'hai già detto tu, un posto di grande responsabilità. Non lo immagini? Vai, ti ho già detto di non dare confidenza alle commesse. Ma io non davo confidenza, la trattavo soltanto con un po' di cordialità. E allora non dare cordialità. Va bene. A proposito, dovrei andare in dogana a svincolare della merce. Bene, già che ci sei, passa a ordinare la frutta. Sì. Ciao. Ciao. Come va? Ti ho fatto aspettare molto? No, no. Sono almeno 2 mesi che non ci vediamo, da quel famoso schiaffo. Te l'ho detto per telefono, sono sempre occupata. Scusa, ma possiamo stare insieme solo 10 minuti. Beh, è già qualche cosa. Sono i primi 10 minuti che mi concedi dopo tanto tempo che ci conosciamo. Scommetto che è un appuntamento, eh? Sì. Con un uomo? No, col parrucchiere. E perché non è un uomo? E così non lavori più, alla Farm Europa. Capirai, dopo quello che è successo non me la sentivo più di restare. Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Non lo so. E ora di che ti occupi? Beh, di molte cose. Ti guadagni bene? Sì, benissimo. E tu che fai? Beh, io ti penso ancora. No, io parlo del tuo lavoro. Sei soddisfatto? Oh, sì, come no. Sono direttore di un supermarket. Complimenti. Sei un po' cambiata, sai? Trovi? Beh, più sofisticata. Ma forse alla Farm Europa ero un po' più all'antica. Mi piacevi di più prima. Fermati al numero 12. Ecco lì. Grazie, adesso ti lascio. Di già? È questo qui il mio parrucchiere. Ma non ti sembra un po' tardi? Sì, lo so, ma René mi aspetta lo stesso. Ciao. Ciao. Dottore, guardi. E ora di che ti occupi? Di molte cose. E guadagni bene? Sì, benissimo.
guadagni bene? Sì, benissimo. Che guadagni bene? Sì, benissimo. Volevi me? Ma guarda chi si rivede, quello del cane. No? Cercavo Daniela, non c'è? Oh, so già 2 mesi che non vi è più qua. Sono almeno 2 mesi. Namo, che con questo non ti scuce. Grazie tante. Buonasera. Andiamo, monta. Ah, sei arrivato, Stefano. Non mi hai avvertita che avresti preso la macchina? Ah sì, scusa, me ne sono dimenticato. Beh, un'altra volta cerca di ricordartene, perché sennò tu la macchina non la vedi più. Ma chi è quel giovanotto? Non l'avevo mai visto prima. Come non lo sai? È il mantenuto della padrona. No!